Buon pomeriggio signore e signori, eccoci tornati su Crusader Kings 3, giocato con Giappone, giocato in modalità storica. Questa è l'apertura del mondo, così potete apprezzare quello che succede all'interno del mondo a ogni inizio e fine gameplay e come sempre adesso andiamo a concentrarci sul Giappone. Allora, se vi ricordate, eravamo andati in una battuta di caccia dove stiamo cercando di fare delle amicizie. Poi saranno fruttuose o non lo saranno, questo lo scopriremo vita natural durante. Vedremo cosa riusciamo a portare a casa. Inoltre c'è un contratto che ci aspetta, che ci potrebbe far guadagnare dei bei soldini, solo che finché non arrivo a casa non posso prenderlo, mannaggia me. E vabbè, aspettiamo. Tra l'altro io avevo fatto, perfetto, avevo fatto l'Hunter's Lodge, scusate, e quindi andiamo a guadagnare qualcosina di più, però il nostro livello di guadagno non è molto elevato. Fatemi vedere soltanto i blocchi, come sono messi. Ok, perfetto, questo non è un blocco, questo non è un blocco, ragazzi. Due territori che potrebbero essere presi, diciamo, da noi, però vorrei più che prenderli con la forza, vorrei farlo con la penna, mettiamola così. Quindi bisognerebbe in qualche modo cercare di portarli con noi, però è veramente difficile perché va tutto con l'influenza, quindi bisogna capire come funziona anche. Qui addirittura lo possiamo candidare. Ovviamente qua gli facciamo solo che piacere. Però non è questo che voglio fare, perché devo essere io il candidato e non io candidare altri. Quindi per ora rimaniamo così. Andiamo avanti intanto col gameplay. Signori, bentornati in questa storia del tutto particolare. It's time per la caccia, immagino. Esatto. Ok. Partiamo allora con l'evento della caccia. Vediamo se posso fare ancora qualcosa. Due figli possono avere un guardiano. Vediamo un attimo. Allora, questo personaggio è affine all'educazione della stewardship, quindi gli daremo un'ottima, ecco, tipo lei è ottima per noi, per il ragazzo, e poi vediamo anche per la ragazzina. Intrigo, ha dell'intrigo, va bene, diamogli allora l'intrigo anche a lei, facciamola crescere in tal senso e vediamo che cosa ci può portare in futuro. Intanto lei si può sposare con qualcuno, ma adesso non ho ancora deciso con chi, quindi attendiamo. Fai quello che ti dico io perché io sono il capo. Attenzione, 41 con 12. Chi è che me lo propone? Lo zio qua. Ecco perché mi hanno invitato alla battuta di caccia. Però 41 con 12 mi sembra un po' bruttino, A parte che si faceva. Mi sa che non avrà tanta vita questa. Allora, potrei anche farlo quando ovviamente avrà raggiunto la maggiore età. Io ottengo sicuramente dei titoli abbastanza buoni. Mm. Non risulterà in un'alleanza, però, vabbè. Va bene, dai, accettiamo. Vediamo di portarceli. Di portarci lo zio qua in positivo verso di noi. Ma ci vorrà ancora quando diventerà capo. So neanche se ci sarò io come personaggio. Allora, perfetto. Abbiamo ricevuto praticamente del prestigio, perché lei ha ricevuto una un'ispirazione poetica. Bene.
Ah no, in realtà no, perché lei però noi la caccia fallisce. Che belle cose. Quindi praticamente il falco non è riuscito a beccare neanche una poiana. Quindi bene, la caccia è finita così. Ma davvero l'evento è finito così? Ah no, dai. Non poteva essere finito. Ho preso come tratto il cacciatore. Ottimo ragazzi. A parte che ci dà qualcosina in più verso l'attacco, ma poi ci dà degli spunti veramente interessanti sullo stress. Ottimo. E niente, allora lasciamo la nostra caccia perché il falco non ha performato, signori. Cosa abbiamo ottenuto? Vabbè, un po' di roba. Però non sono riuscito a farmi amico nessuno. Vabbè. Finiamo la caccia e ce ne torniamo a casa, così andiamo a prendere l'incarico. Non so se questi hanno una linea temporale entro il quale possono essere... esatto, entro il quale possono essere... cioè dopo un po' spariscono, non lo so, quindi non facciamo attendere troppo. Vediamo cosa succede davanti al fuoco del campo. Qui c'è una discussione di sicuro. No, nessuna discussione, ragazzi. Praticamente stiamo scambiando delle battute divertenti, delle storie divertenti. Vedete che ride il personaggio, anche se sembra strafatto. Comunque stiamo parlando di robe divertenti e niente, posso decidere di raccontare una storia oppure farmela raccontare dal figlio, eccetera. Io potrei fare questo, che mi interesserebbe perché vado a formare una relazione di amicizia con mio figlio, però in realtà non mi interessa particolarmente, quanto comunque ho 63 anni e sono abbastanza vicino al pensionamento. Racconterò una storia dalla mia parte. Oh ragazzi, non faccio in tempo a cliccare che subito un altro pop-up. Vediamo cosa succede. Ecco qui, come vi dicevo, un litigio in famiglia, figlio e moglie che litigano. Io potrei fargli fare ammenda a entrambi, non sarebbe male. 50 e 50 di un tiro di moneta praticamente. Però io direi che... Guardi, entourage, no. Direi che fanno ammenda, anche perché sono un tipo calmo e quindi... Perfetto, è andata bene. È andata bene. E quindi fate silenzio che mi state rompendo le scatole con il vostro chiacchiericcio maledetto. Allora, proseguiamo nel percorso. Un po' tortuoso questo percorso, devo dire. Intanto siamo passati per una delle casate, il Cuni of Buzen, e vediamo cosa succede qua. Allora, praticamente qui il mio vassallo mi dedica un memorandum, diciamo una specie di poesia. E posso essere molto gradito. Ok, cioè nel senso posso non essere, scusate, il contrario, posso essere dubbioso sull'opera, quindi ho il 46% e qua tutto bene, mentre invece il 53% che non vada proprio benissimo, oppure essere grato perché ottengo praticamente l'esperienza grazie al tratto di poeta. Io direi che sono veramente colpito dal mio vassallo che comunque mi ha dedicato una poesia. Direi che è un'ottima cosa, visto che sono un poeta, apprezzo queste cose, poi sono anche calmo, lo sapete, sono un personaggio molto... Wow, 22 di learning, wow, sono salito parecchio col learning. Come Lost 50? Fujiwara Morifusa ha perso 50 di denaro. Maledetto reggente. Denaro ci serve. Ci serve. Dai ragazzi che devo tornare a casa. Cosa sono tutti sti pop-up? Devo tornare a casa, basta. Allora, vediamo questo. Allora, stiamo attraversando un ponte e fondamentalmente mia cugina e mia moglie, cioè è la stessa persona, e il mio figlio stanno legando fra di loro. Non lo so. Sono perplesso da questa cosa. Ok, continuano il viaggio assieme, quindi questo ci aiuta.
e ci va anche più sicurezza. E i due diventano amici, oppure ottengono fra di loro prestigio e diventano amici. No, facciamoli ottenere prestigio fra di loro, dai. Ecco, già hanno litigato. Spettacolare questa cosa. Ah no, scusate, mi ero confuso. Questo sono io, non è il mio, non è mio figlio. Praticamente ci sono degli insetti che ci appestano durante il viaggio. E questo ci porta ovviamente dello stress, non è che posso fare nulla. Mia moglie ovviamente se ne lamenta parecchio. E quindi posso dire, dai, non rompere le palle, vai avanti. Wow, drained by mosquitoes. Oppure la metto davanti e questo le farà prendere di più i mosquitos. No, raiment, cosa vuol dire questa roba? Ah, quindi gli rimarrà sta roba. No, andiamo avanti e basta. Dico, dai, stai zitta, non rompere le scatole. Ah, stolen keepsake. What's happened? E allora, a quanto pare è un'altra litigata tra mio figlio e la Fujiwara Yokiko, che dovrebbe essere la mia nuora, una roba del genere. Daughter-in-law dovrebbe essere mia nuora. E praticamente accusa lui che è un ladro. Io ovviamente questo non so se è vero o non è vero, però dal titolo sembrerebbe di sì. Allora, posso dire che appartiene a Minamoto Moroda, quindi a mio figlio, e Fujiwara, fatemi vedere, è la moglie di un mio figlio, ok, potrebbe essere contrariata. Qui invece al contrario potrei perdere l'opinione di mio figlio giovane, che però è un po' un pirla, a quanto pare. È ambizioso. Oppure io guadagnarci da questo. Why not? Oppure far vincere tutti, ma far prendere il tratto ferito a entrambi. O uno o l'altro. E diventano rivali tra di loro. Wow, zizzania in famiglia. No, piuttosto ah, wow. Ah, diventano comunque rivali fra di loro. In tutte le... non l'avevo visto. In tutte le cose. Quindi posso dar ragione a mio figlio. Lei quanti anni c'ha, scusate? 31. No, prendo io, decido io di farmi odiare. Come davvero padre. Finalmente. Come davvero padre, come si dice, giapponese. Ecco, non mi veniva il termine. A quanto pare, lei, Fujiwara, che è esatto, è la moglie, non sta benissimo. Quindi possiamo ritardare il rientro e farla guarire se riusciamo. Però vedo che qua in realtà comunque rimane ammalata. Oppure pensare di curarla grazie alle mie skills. Non lo so, però effettivamente non sono male come medico, perché comunque 76%, e tra l'altro potremmo diventare anche amici. Oppure chiedere al medico di farlo, che forse è la cosa migliore. Oppure solo una piccola tosse, quindi ci crepa, ci prende la polmonite. No dai, diciamo al medico di trattarla. Io non faccio queste cose, non sono un medico, avvocato. Finalmente rientriamo a casa, forse, non siamo, no, non ce la facciamo a rientrare a casa, ragazzi, è incredibile. Quindi, a season of change, quindi ci fermiamo a vedere il paesaggio praticamente, in pochi soldoni. Assolutamente sì. Così abbassiamo anche un po' lo stress. E adesso, finalmente... Oh, grazie Buddha, ce l'abbiamo fatta, signori.
Finalmente, finalmente. Allora, prendiamo il contratto che ci ha dato. Credo che siano dati dall'imperatore questi contratti qua. Comunque, guardiamolo. Allora, qui dice che sia per cospirazione, privazione o per incompetenza, un villaggio non è riuscito a pagarci, a pagare le tasse. Che cosa facciamo? Boh, prendiamo il contratto e vediamo un attimo. Overdue taxes. Sei andato oltre la soglia. Ma questo sono io, ragazzi. Ma che... Ah, no, scusate, pensavo fossero i miei capelli. Non ci avevo detto, mica, ma che brutto che sono diventato. Invece no. Sono sempre bellissimo. Allora, a quanto pare le tasse non sono mai state mandate. Però potrebbe essere qualcosa che riguarda gli ufficiali o i soldati. Posso avviare un'investigazione, quindi viaggiare verso i Suzuki, che non ho idea di dove sia, oppure affrontarla successivamente. No, 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 abbiamo l'investigazione. Andiamo, andiamo, andiamo. Sempre in viaggio stiamo noi, ragazzi. Allora, vediamo cosa dice. Allora, fondamentalmente io arrivo nel villaggio, vengo accolto in maniera pacifica, ma senza il calore della popolazione. Potrei avere un metodo un po' così alternativo, oppure mi guardo attorno. Allora, questo in realtà è migliore rispetto a quello della diplomazia. Dai, vediamo. A fresh start. Non ho capito bene cosa sta dicendo, perché dice che adesso ce ne torniamo a Lio. Probabilmente abbiamo fatto la nostra indagine, non lo so. Vediamo. Questa roba infatti è fallito, sì. Praticamente non ho visto una mazza, praticamente. Niente, mi è andata male. Ho sprecato un incarico. Non sono riuscito purtroppo a salire di livello. Però vabbè dai, dall'ultimo viaggio ho messo via un po' di denaro che potrebbe essere utile anche per produrre, per far passare di livello qualche cosa. Tipo qua posso fare per esempio l'upgrade a Small Field. Quindi fare una bella piantagione. Oh, aspettate che se no poi partono gli eventi. Oppure fare un private garden e migliorarlo. Quindi puoi farlo sempre più grande, più ricco. Mi becco 0,20. Questo passa da 0,20 a 0,30, quindi un 0,10. Anche qui uno 0,10 in più. Vediamo. Il maniero, vabbè, troppi soldi. Ho anche un parco per i cavalli, interessante. Anche questo mi dà qualcosina di più. Mi costa un po' meno la cavalleria, questo potrebbe essere interessante. Però mi piaceva fare anche, a dire la verità, a parte questo qua. Ah, guardate, l'aggiornamento ha cambiato il costo delle strutture. O forse anche la struttura che ho fatto, però costavano molto di più prima. Costavano 85, invece adesso costano di meno. House Inspiration, vabbè. Anche il Personal Workshop, se non sbaglio, non mi dispiaceva. Non mi dispiaceva per il discorso della costruzione. Allora, io direi, anche il Family Shrine era una delle cose che volevo fare. Però non posso farlo, mi sa, giusto? No, posso farlo invece. No, House Inspiration. Niente. Richiedono tutte... Ah, anche Family Archive non era male. Anche questo, perché mi dava comunque dell'influenza. Cioè, mi dava, scusate, la stewardship. Sì, vabbè, oddio, forse non è proprio eccezionale. Ma potenziamo qualcosa che ho già, dai, a questo punto. Tanto se devo prendere solo più 0,10, non è che c'è molto da fare. Tipo, la Small Field non sarebbe male, però forse il giardino privato potrebbe essere più interessante. Ok, mi abbassa lo stress. Tiny Boost. Unlock Perform Test Ceremony Decision.
No, interessante questo. No, 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 facciamo questo. Allora, facciamo l'upgrade al livello successivo. Ah, immediato. Ah, no, ok, ci vogliono 6 mesi. Ok, la sta costruendo, perfetto. Andiamo avanti. Intanto una nuova famiglia è nata, nobile, eccola qua. Cosa è successo? Ma questo non è più, non è mio fratello. Ah, sì, ok, è mio fratello. Ok, 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 quindi non è morto, perfetto. Allora, stavo dicendo, ragazzi, noi potremmo influenzare questo e quell'altro a unirsi al nostro blocco, però è veramente difficile. Qua possiamo effettivamente migliorare le caratteristiche con loro, però non è che c'è molto da fare. Cioè, almeno o sono io che non sono capace a farlo, che potrebbe essere. Però non è che ci sia molto da fare. Qui lo Sway è molto più difficile, anche perché ho cercato di fregarlo. Però io non vorrei fare guerra con questo personaggio. Proviamo a portarli dalla nostra parte in maniera pacifica. Poi ragazzi, se non si risolve, sapete che c'è sempre l'estremo rimedio. Solo che a livello di size qua facciamo veramente schifo. Costano veramente tanto, ragazzi. Wow. I samurai a cavallo costano veramente tantissimo. Loro non posso migliorare. Qua invece qualcuno lo potrei fare un Acolyte, perché non l'ho fatto. Allora, lui sarà... Ma non mi sembra che sia una grande idea farlo lui cavaliere, lui ancora meno. Ecco, lui lo forziamo. E vorrei che tu diventassi... perché c'ha questo? No, 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 io voglio te. Non me lo fa creare. Perché questa cosa? Non serve... Ah, perché hanno dei tratti che non possono essere degli Acolyte. No, scusami, aspetta, fammi rifare un attimo, perché secondo me lo posso far diventare. No, niente. Allora devo scegliere qualcun altro. Ma c'è qualcun altro, no? Perché hanno tutti e tre dei tratti che non fungono. Che roba strana. Va bene. Comunque lui sarà sicuramente uno dei miei generali. Va bene. L'abbiamo forzato così a farlo. Fatemi vedere se posso fare qualcos'altro. Vediamo lui come è messo a livello militare. Ah, scarsissimo. E scarso ancora di più. Quanti anni c'ha questo? 55. Forziamolo a farlo. Meglio lui che gli altri, va. Allora, un invito a che cosa? A una festa. Sì, andiamo. Dove si trova? Sull'isoletta. Ah, comoda. Allora, io però le barchette le voglio perché passeremo sul mare, non voglio avere problematiche. E partiamo direttamente dalla nostra isola. Ok, per mare, va bene. Va bene. Allora, uniamoci alla festa e andiamo per mare. Ok, qui intanto, ok, sempre il solito discorso della festa. Va bene. Ok, non vedo l'ora di andare, quindi eccolo qua con la barchetta che ci spostiamo. Bene. Non sono mai a casa praticamente. Incredibile. Cosa è successo? Non voglio sapere, non voglio sapere. Eccoci arrivati alla festa. Perfetto. E beh, già ottengo prestigio, già solo per essere arrivato. Poco, però lo ottengo. Allora, vediamo un attimo nella festa. Sorry, no remote. Deve essere una festa religiosa, a quanto pare. Bello con i personaggi che si muovono. Vediamo un attimo cosa posso fare. Io a livello seduzione come sono messo? No, sono calmo. Mischief. Mischief. Cioè, vado a creare confusione praticamente. Ok. No. Cerchiamo amicizie. In particolare, vediamo con chi posso essere amico. Con qualcuno di giovane, ragazzi, perché va bene tutto, ma... se fosse qualcuno in particolare... Però, vediamo. Cioè, il più giovane c'ha 56 anni, ragazzi. 54. 51.
51. Cosa sono nell'ordine d'età? 45. Però sono vassalli. No, vassalli no. Addirittura. Però in realtà sono tutti così. Vabbè, allora partiamo da... Vediamo cosa posso fare. Con chi. È che sono tutti... sono tutti vassalli. Questo? Allora, andiamo... Ma non lo so, non lo so con chi potrei andare. Allora, aspettate un attimo, facciamo così. Vediamo se c'è questo qua dell'isola. Come si chiama? No, ma mi sa che lui è a casa. Korushi Tanibana. Kokushi Takibana. Ma poi con la faccia lì la riconoscerei, secondo me, vediamo. Vediamo se c'è. Kokushi Takibana. Kokushi Takibana. È lui. Dai, allora facciamolo. No, non l'ho visto bene se era lui, però. Kokushi Takibana. Asada Wai. Vabbè, vediamo ragazzi, nel caso facciamo amicizia con sconosciuti e vediamo un po' come va. Ok. House Joins Block. Yasu. Ci sono un po' di giri tra blocchi, va bene. Intanto passano i giorni alla festa, ci stiamo divertendo parecchio. Abbiamo una figlia, cioè una parente che può andare sul marziale. Sul marziale lei. Ma si diamo di dire che sia il marziale ma anche la diplomazia. Vediamo cosa ne salta fuori. Comunque dicevo appunto una parente. Oh, abbiamo fatto i campi da tè. Fatemi vedere, siamo riusciti a fare. Sono già passati 6 mesi ragazzi, wow. Abbiamo dei piccoli campi da tè. Questo ci darà sicuramente un piccolo boost per quanto riguarda il denaro, bene. E posso già, tra l'altro, migliorare altro all'interno della casata. Allora io lo farei, però prima voglio vedere se mi conviene potenziare un po' il castello, perché il castello a livello militare potenziarlo non sarebbe male. 50 è tantino, qui addirittura 250 e qui altri 50. Non sarebbe male. Oppure fare un'altra struttura, però non so bene cosa fare. Non so se farla economica, militare, perché dopo non lo so, non mi fa impazzire questa cosa di scegliere adesso con questo personaggio qua, che a breve morirà e magari in futuro andremo in una direzione differente. Allora andiamo, poi ci sta in realtà che questo personaggio vada a sbloccare le robe di casa. Quindi facciamo anche come rilascio ai posteri, quindi andiamo a potenziare anche il giardino, così ce lo facciamo un po' più bellino. Ok, stavo dicendo, non succede nulla a questa festa. Ok, la festa inizia. Ah, c'erano tutti i preparativi, non era neanche ancora iniziata, ok. Ok, lei si è incrementato la sua diplomazia. Noi possiamo ricevere... Io non mi ricordo mai se è esatto, è pietà. Oppure perdere dello stress e darglielo a lui. Answitz. Ma sì, ma ascolta, andiamo tranquilli. Ok, sono sconosciuto perché sono dedicato alla mia fede, ma va bene. Vediamo qui invece che cosa succede. Allora, vi dico la verità, non riesco a tradurre quello che c'è scritto. Praticamente lui è illuminato da una luce, però poi io chiedo cosa succede, cosa succederebbe se lui perdesse il suo Eboshi. Eboshi, non ho idea di cosa sia. Comunque, chi è questo personaggio? Un vassallo, a me interessa. Allora, però qui potrei ottenere influenza. Interessante. Oppure Slender Scheme.
Cioè parlarne male. Blinded by the light. Accecato dalla luce. Interessante. No, però vado sull'ottenere dell'influenza. Mi spiace, zio. Ok. Non l'avrà presa benissimo, ma non mi interessa, onestamente. Ok, abbiamo iniziato praticamente con questa festa. E quindi ci sono dei ringraziamenti da parte di questo personaggio. Ok, abbiamo avuto del buon tempo con lui, bene. E formiamo una relazione di amicizia. Questo dove sta? Scusate, fatemi vedere. Dove sta? Ok, alla corte. Allora, che succede qui? Stomach rumbling. Qui qualcuno borbotta. Allora, fondamentalmente lo zio qua si sta un po' lamentando della scelta culinaria del banchetto. Dice che dovrebbe essere una roba raffinata, invece mangiano come dei suini. E potrei dargli ragione. Oppure andare su altri tipi di scelte, però sempre comunque abbastanza, diciamo, in linea. Forse l'unica che potrebbe dare delle problematiche è questa. Però io vado assolutamente a dargli ragione. Nel 50% di casi diventa mio amico o mio grande amico, a formare una friendship. Oppure comunque gli sale l'opinione. Quindi gli do assolutamente ragione. Ma fatemi vedere se questo è effettivamente... Scusate, questo dove sta? Sta qui adesso, ma poi dove andrà? Boh. Io sta roba qua non l'ho capito onestamente di questo gameplay. Allora, sì. Posso fargli un complimento. Vediamo. Andare più sull'empatia, sul coraggio, sulla natura indulgente o breve professionale. Bah, di fatto non cambia poi nulla. Andiamo sul suo cuore. Bene, è andata bene. Ce lo stiamo cercando di portare a casa. Ok, qui recupero un po' di stress. Va bene. E la festa è finita. Vabbè, non ho concluso poi molto. Però vabbè, insomma, ho speso del gran denaro e basta. Ma va bene così. Vediamo poi se siamo migliorati. Tanto altre famiglie continuano a spawnare. Sta roba mi lascia un po' perplesso però. Devo cercare di portarmi lo zio dalla mia. Ci vorrà ancora del tempo. Intanto una piaga. Dove è spawnata? Fatemi vedere. All'interno del Giappone. Questa cosa qua non mi piace perché comunque io ho una certa età, ragazzi. E non vorrei subire. Ok, qua. Ok, vabbè, sembra abbastanza lontano da noi. Is losing. È morto? No, non è morto. Mutsu, io non so cosa voglia dire Mutsu, però va bene. Ok, intanto sono tornato a casa. Fatemi vedere cos'è Mutsu. Bah, vai te a capirlo. Ok, andiamo avanti. Ok, sta facendo un po' di spreads, ma di spread, guardate qua, un'altra malattia. Per fortuna abbiamo appena lasciato l'isola. Intanto continuiamo a coltivare il maniero, ci prendiamo un bel 3,6, comunque non male rispetto a quando eravamo tornati. Ecco, ho portato io la malattia, qualcuno dei miei. Porca miseria. No, 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 non devo perdere Kokushi trait. Assolutamente no. Chiamiamo il medico, lo pago apposta direi, cioè voglio dire. Allora, prevenzione.
soft oppure disperate misure, o la cosa migliore è l'inazione, no? Io direi, bah, White Plague, White Plague, minore, consumption minore. Ma allora, non mi sembra una roba particolarmente pericolosa. Andiamo su qualcosa di soft, andrebbe andare bene. Intanto qui... Ah, ok, possiamo prendere delle decisioni. Mm. Questo cosa comporta però? Mm. Possiamo ritirarci, oppure questo, isolare la capitale, o io andare in reclusione. Allora, boh, non lo so ragazzi, non so che outcome possono venire fuori da queste scelte. Allora, io, avendo una certa età, sicuramente voglio andare in reclusione per 5 anni. Mi vado a isolare, non me ne frega niente, c'è una certa età. La capitale, bah, lasciamola così per ora. Io vado in reclusione. Ecco, guardate, iniziano ad ammalarsi. Porca miseria. Bene, la prevenzione ha avuto successo. Bene, la pandemia sarà un po' più... Ecco, ecco, ecco. Oh, ragazzi, ho appena detto, la pandemia sarà un po' più mitigata. E invece potrei finire male, malissimo. Eccolo qua, consumption. Mamma mia, che penalità pazzesche. Allora, non fare più del necessario. Io invece andrei su misure drastiche. Andiamo. Ok, ho perso il tratto, è andata bene. È andata bene, il medico ha funzionato. Allora, signori, dopo questo, diciamo, quasi perdita della vita che mi ha coinvolto, nonostante io sia andato in reclusione, ma perché ci siamo ammalati qua di sicuro, ragazzi, di sicuro, e poi l'abbiamo portata. Come avete visto prima, qui c'era il tratto della malattia, anzi, vediamo dove è spawnata. Vedete, guardate, da qua, guardate, tutti quelli che sono tornati a casa poi l'hanno portata nelle rispettive zone. Maledetta la festa, maledetta, saranno stati quei maledetti cosi che ho dovuto mangiare prima di pasta sfoglia. Comunque, appunto, siamo sopravvissuti grazie anche forse al tratto Wall of Body alla malattia, sicuramente grazie al nostro medico, e vedremo cosa ci attende, perché comunque abbiamo anche noi la nostra veneranda età, 64 anni. È vero che qua si arriva fino a 75, non so quanti anni in Giappone rispetto magari ad altre zone della terra, però non considero di avere una grande vita lunga nel breve periodo. Quindi qui, ragazzi, quanto costa? Mamma mia, conviene prendere veramente i mercenari qua, ragazzi. Ma qui veramente conviene prendere i mercenari. No, non è vero. Costano una fucilata. Vabbè, signori, direi che forse la guerra all'inizio non è una cosa fattibile. Perlomeno non come abbiamo impostato il nostro gameplay, perché il nostro zio qua è abbastanza tranquillo e buono, e carino e coccoloso. Ma, signori, questo sarà il futuro della nostra storia, non sarà quello che tratteremo in questo capitolo. Vedremo poi successivamente se riusciremo a influenzare il Giappone e poi il resto del mondo, così, a caso. Va bene, signori, a parte le manie di grandezza, io vi saluto, grazie per essere passati di qui. Mi raccomando, se vi piace questo contenuto, like e commentino. Alla prossima!